Salviamo il Cinema Italia di Dolo, l'ultima sala rimasta in Riviera del Brenta. Entro la fine dell'anno il cinema della parrocchia di San Rocco dovrebbe passare dal vecchio proiettore a 35 mm alle tecnologie digitali, costo dell'operazione 50-60 mila euro. A tale scopo è partita una raccolta fondi. Per info parrocchiadolo.it. In vendita la casa di Bachita, la Santa Nera vissuta circa 3 anni a Zianigo di Mirano. In realtà l'edificio originario è stato sostituito da uno più recente, attualmente in vendita dopo la morte della proprietaria. Sul luogo, che è meta di pellegrinaggio per molti fedeli, è stato eretto un capitello dedicato alla suora africana. Nella Marca la crisi invecchia i veicoli. I trevigiani preferiscono aggiustare all'infinito la vecchia auto, posticipando il più possibile l'acquisto di una nuova. Il risultato è che oltre 167.000 di quelle circolanti hanno più di 12 anni. Un dato preoccupante, significa che una vettura su 3 è altamente inquinante e poco sicura. Ritorno alla terra. Negli ultimi mesi nel Vittoriese sono nate circa 70 microimprese agricole. Si tratta di operai che hanno perso il posto di lavoro per colpa della crisi e che si sono messi a coltivare terreni per lo più ereditati ed incolti, piantando ortaggi, viti, castagni e ulivi. La Coldiretti sta pensando di aiutarli con dei corsi gratuiti. Per la terza volta la Run for Children di Padova entra nel Guinness. La città del Santo ha battuto il record grazie a 2.405 staffettisti che hanno corso ininterrottamente per 12 ore sulla pista in Prato della Valle. Centrato anche il record della solidarietà con 30.000 euro raccolti per la città della Speranza. Al via i festeggiamenti per il restauro delle mura di Cittadella, un lavoro iniziato oltre 15 anni fa che ha richiesto l'investimento di 20 milioni di euro. L'inaugurazione ufficiale sabato 8 giugno, quando 70 volontari srotoleranno un gigantesco nastro color granata. Testimonial d'eccezione Gerry Scotti.